Una buona giornata dunque, puntata speciale di 7 in punto, d'altronde anche l'ultima puntata prima della pausa estiva, poi naturalmente torneremo in settembre. E dopo questa lunga intervista in esterni realizzata da Antonella Prigioni, continuiamo in qualche modo su questo filone, parliamo di un'altra donna al potere e ora vi proponiamo un'altra intervista lunga realizzata a Rovigo, questa volta da Roberto Guidetti, a Tiziana Maria Michela Virgili, medico di professione ma anche presidente della provincia di Rovigo dal 2009 dopo essere stata assessore allo sport e ai servizi sociali dello stesso ente nella precedente legislatura. Con lei, che ricopre anche la carica di sindaco di Frattapolesine, abbiamo affrontato vari temi di natura politico-amministrativa alla luce della sempre più probabile prospettiva di cancellazione delle province. Vediamo. Ci troviamo nell'ufficio della presidenza della provincia di Rovigo con Tiziana Virgili, la presidente, che abbiamo incontrato per porle alcune questioni relative al suo incarico e soprattutto all'ente che rappresenta. Presidente, anzitutto una considerazione su quella che è la realtà dell'amministrazione provinciale. Il Premier Letta tra le priorità aveva indicato proprio l'abolizione delle province, ma le province rappresentano, come dire, quella cerniera tra il territorio e la regione importante. Perché eliminarle? Guardi, io penso che si parli di eliminazione delle province ormai da 2 anni, anzi questa è la terza estate che si ripropone il tema, perché non si conosce a fondo il ruolo delle province. Se fosse maggiormente approfondito questo tema, probabilmente non si metterebbe in discussione l'esistenza di un ente che lei ha definito di cerniera, io direi punto di riferimento per i cittadini di un'area vasta. Oltre al fatto, non dimentichiamolo mai, che le province sono un'articolazione di governo previste dalla Costituzione. Perciò io ritengo, e questo l'ho sempre ribadito assieme a tanti altri presidenti di provincia e ai colleghi di giunta, che per sopprimere o rivedere le province occorre rivedere la nostra Costituzione. Questo è imprescindibile. Ci sono competenze poi molto importanti che spettano alla provincia, pensiamo all'edilizia scolastica, pensiamo alle strade. Esatto. Se si eliminano le province, queste competenze dove vanno a finire? O in capo ai comuni o in capo alla regione, però è chiaro che nella situazione attuale credo che, io sono anche sindaco e amministratore di un piccolo comune, i comuni avrebbero e riscontrerebbero notevoli difficoltà a gestire ad esempio gli edifici scolastici per le scuole superiori, competenza attualmente della provincia, come pure la gestione delle strade, ma evidentemente questo non è conosciuto sufficientemente. E poi vi sono altre funzioni che le province svolgono per delega delle regioni, tipo nell'ambito del sociale, l'integrazione scolastica degli alunni disabili, portatori di handicap sensoriali e quant'altro, che rappresentano un grosso impegno, ma che probabilmente non sono sufficientemente conosciuti, ma non tanto dalla gente che li conosce e per questo si riferisce direttamente alla provincia, quanto da chi amministra a livello superiore. Parliamo oltretutto di enti virtuosi anche dal punto di vista dei bilanci. Beh, insomma, i bilanci delle province sono estremamente contenuti, anche perché i tagli sono estremamente drastici. L'estremamente non è un avverbio usato così tanto per usare, è proprio una sintesi di quello che è successo. Quest'anno la nostra provincia ha avuto un taglio di 2,9 milioni, un taglio veramente consistente, che ci ha imposto di tagliare non soltanto il superfluo, ma di ridimensionare anche quello che sarebbe utile. È chiaro che occorre fare di necessità virtù. Però quello che vorrei ribadire e che ho anche ben rappresentato in molte sedi, i costi della politica non stanno nelle province, perché le governance provinciali non costano in maniera esagerata. Questo il cittadino dovrebbe saperlo, per rispetto delle tante persone che lavorano in provincia. Cioè lei ci sta dicendo qualcosa che la pone esattamente in linea con quello che afferma il presidente Leonardo Muraro, presidente dell'Unione delle Province del Veneto, il quale dice: abolire noi non significa, come dire, abbattere delle spese particolarmente significative. Assolutamente. Guardi, io penso ad esempio alla nostra giunta provinciale. La maggior parte di noi è in aspettativa, per cui non ha ulteriore indennità e ulteriori stipendi. Quindi non credo che poi lo stipendio di un assessore è di circa 2.000 euro,
il mio è di 3.000 euro, che è molto meno di quello che prendevo quando lavoravo, per esempio, per cui per lo Stato vi è comunque una compensazione. Ricordiamoci questo, gli amministratori provinciali non hanno stipendi vertiginosi, i politici che costano molto sono altrove, ma questa comparazione tra i costi è stata ben rappresentata in tutte le sedi e anche un grosso sindacato, la UIL, 2 anni fa, 3 anni fa, mi sembra abbia prodotto una tabella dettagliata di quelli che sono i costi della politica. Non dimentichiamoci poi che esistono una miriade di enti di secondo grado che potrebbero essere soppressi anche domani e il cittadino non se ne accorgerebbe minimamente, perché esplicano e a questi sono affidate funzioni che potrebbero essere date in capo alla provincia, ai comuni o ad altre amministrazioni pubbliche. Per cui se vogliamo recuperare soldi, che secondo me devono essere recuperati per rispetto a tutti quei cittadini che non hanno di che mangiare. E non è un luogo comune la seconda, la terza settimana, roba del genere, assolutamente. Se voi vi sedete qua, una giornata qualsiasi, voi vi renderete conto le persone che arrivano, pur la provincia non avendo alcuna competenza nell'ambito dell'assistenza sociale. Arrivano per chiedere non il superfluo, ma quei pochi euro che servono per fare la spesa. Quindi bisogna tagliare, bisogna moralizzare, bisogna avere il coraggio di stoppare quelle emorragie di denaro che sono inutili, dannose e in una situazione come questa immorali. Lei lo ha appena accennato, secondo una recente studio, è risultato che Rovigo figura praticamente come il primo territorio del Veneto in cui si è registrata la maggiore contrazione dei consumi, un 30% nell'abbigliamento e un 10% nell'alimentare, insomma percentuale fatta di numeri arrotondati se vuole anche o in eccesso o in difetto, si tratta appunto di qualche decimale, ma significativo questo dato e nel contempo anche il fatto che siano aumentati i depositi bancari. Guardi, la gente, a parte che credo che il ripetere continuamente gli effetti di questa situazione danneggi ulteriormente l'economia, perché la paura, il panico sono sentimenti non astratti, sono stati d'animo non surreali. Il ripetere continuamente che il Paese è in crisi, che è a rischio default, che la disoccupazione aumenta, che i giovani non trovano lavoro, che li espulsi dal mercato del lavoro, eccetera, questo crea una condizione di panico palpabile. È chiaro che in una situazione di incertezza e di paura simile la gente, anche coloro che potrebbero comunque continuare ad acquistare, non acquista più. Poi a questi si aggiungono le persone che non hanno i soldi per acquistare perché in una situazione economica gravissima è chiaro che i consumi si contraggono. Presidente, a proposito del saldo negativo delle imprese, che anche in Polesine è significativo, lei ha spedito una lettera al Premier Letta a proposito della famigerata legge di stabilità, con la sottolineatura proprio della tutela di queste aziende che paradossalmente di questi tempi rischiano la chiusura per crediti. Per ciò che attiene il patto di stabilità più volte noi abbiamo scritto non soltanto al Premier Letta ma anche ai suoi predecessori e ai ministri competenti. Io ritengo che sia un artifizio incredibile che blocca l'economia. Non a caso, e mi scuso per chi me l'ha già sentito dire, la grande crisi del 1929 l'America l'ha superato appaltando grandi lavori pubblici, facendo lavorare tutti in ferrovie, strade e altro. Per ciò che riguarda l'altro appello che abbiamo rivolto al Premier, che abbiamo condiviso con l'Osservatorio dell'Edilizia, a cui fanno capo tutte le associazioni di categoria del settore, ma anche i sindacati che svolgono un ruolo fondamentale e gli ordini professionali, noi riteniamo, e personalmente ritengo, che un'azienda che è creditrice nei confronti, che vanta un credito nei confronti della pubblica amministrazione, non possa continuare a pagare tasse che proprio la stritolano, come pure pagare l'IVA, eccetera, quando non percepisce quei soldi che lei dovrebbe percepire. Ma sa quante aziende hanno subito un tracollo perché non hanno ricevuto i soldi che dovevano ricevere dalle pubbliche amministrazioni per lavori eseguiti?
Presidente, adesso veniamo magari ad una domanda più di carattere contingente. Essere presidente di una terra di grandi fiumi, perché è l'unica provincia del Veneto che è caratterizzata proprio dalla presenza del Po e dell'Adige, è anche un territorio con caratteristiche e peculiarità che come dire, la diversificano dal resto del territorio di competenza. Quali sono le difficoltà anche di gestire una simile realtà che dalla pianura ci porta fino praticamente al mare? Guardi, io credo che il Polesine abbia una geomorfologia del tutto speciale, come lei ha detto, che la rende peculiare ma anche delicata. Non dico fragile, perché la fragilità può sottendere elementi negativi, però delicata e meritoria di attenzione continua, perché il rischio idrogeologico, per esempio, è ben presente, anche se la grande alluvione del 51 e l'alluvione del 66 nel Delta hanno prodotto e hanno indotto la realizzazione di opere di messa in sicurezza, però è chiaro che l'attenzione non deve mai calare. E poi è una terra lunga, è una provincia lunga e ogni parte del Polesine ha le sue peculiarità e le sue specificità. L'attenzione che richiede il Delta non è quella che richiedono i paesi che occupano il Medio Polesine o la zona dell'Alto Polesine, perché ogni parte del Polesine ha la sua economia, le sue peculiarità specifiche storico-culturali e quindi non è un'amministrazione compatta ed omogenea, è un amministrare, viene richiesto meglio, un intervento, un'amministrazione ad hoc, mirato per ogni settore, ma questo stimola anche. È chiaro che poi di difficoltà noi ne incontriamo, anche il nostro aspetto sociale è molto particolare. Noi siamo la provincia che vanta il maggior numero di over 65 del Veneto e anche occupa una posizione di riguardo nella scala nazionale, però io dico sempre che l'avere più di 65 anni non è necessariamente essere anziani o bisognosi di cure. A volte rappresenta una risorsa, per cui io respingo al mittente, l'ho fatto in tante sedi, lo faccio anche oggi, chi dice che il Polesine è una casa di riposo a cielo aperto. L'età biologica è molto cambiata. Un tempo a 50 anni uno si considerava anziano, adesso un giovane adulto ha più di 40 anni. Quindi i parametri sono cambiati, i grandi anziani incominciano dopo gli 80 anni, il Polesine ha più di 20 ultracentenari, anche 105 e 106 anni. Un tempo vedere uno di 106 anni lo si vedeva soltanto rappresentato in qualche copertina di settimanale o in qualche giornale e magari era sulle Ande oppure lo vedavamo in India, eccetera. Adesso li vede camminare per la strada, in un paese dell'Alto Polesine c'è una signora di 106 anni che coltiva il suo orto e va a messa in bicicletta. Quindi. E dopo questa piacevole chiacchierata con Tiziana Virgili, Presidente della provincia di Rovigo, le auguriamo buon lavoro. Grazie. In vista dei tempi immediatamente futuri che non saranno dei più semplici, noi chiudiamo qui questo nostro speciale di 7 in punto in cui abbiamo incontrato il Presidente dell'amministrazione provinciale di Rovigo.